Tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Rieccoci in onda e buongiorno, ben trovato Carlo Cambi in collegamento Ma con come noi. la va, cardinale, reduce dal sinodo, come sta? Un sinodo dove ho salutato, ho dialogato, ho amabilmente conversato con Luca Casarini, come lei ben sa, gran maestro. Sì, e poi ho visto che avete già beatificato Greta Thunberg. Beh, è ovvio, ma andiamo tutti nella direzione del mainstream, come si dice, o no? Ma te lo sai che è cambiato la lista dei peccati, vero? Sì, qual è? Qual è quella nuova? Che ora non è più peccato la masturbazione, ma è peccato la perturbazione. Beh, insomma, mi sembra un progresso, però, se devo dirla tutta. Io sono d'accordo. Comunque, comunque, Carlo, iniziamo scherzando, ma la mattinata è iniziata in maniera orripilante, tragica, atroce, con la notizia della scoperta di 40 bambini, molti dei quali decapitati, a 3 chilometri dalla striscia di Gaza. Naturalmente è una notizia sulla quale io non chiedo commento a nessuno perché si commenta da sola, Che no? commento puoi Non c'è fare? nessun No, il commento. commento te la faccio io. Ed è un'idea che mi frulla nella testa, guarda, da alcuni giorni. L'offensiva di Hamas. Anzi, lo suggerisco al gruppo parlamentare della Lega. L'offensiva di Hamas c'è stata il 7 ottobre, che è lo stesso giorno della battaglia di Lepanto. Sì, l'ho ricordato l'altro giorno Magdi Cristiano Allan, proprio qui. Ecco, e allora facciamo una bella cosa, facciamo diventare il 7 ottobre 1571 festa nazionale e poi vediamo che succede. Questa è una concomitanza, una data, diciamo, perché in quelle mentalità, in quella cultura, chiamiamola così, queste cose contano, non sono mai passate, no? Esatto. Come abbiamo imparato anche dalla recente questione degli armeni, silenzio totale su quello, silenzio mostruoso, agghiacciante, davanti a 120.000 persone, molte delle quali sono morte, ma non sappiamo quante perché non c'è stata nessuna copertura mediatica. Infatti prima o poi uno di questi giorni piglierò solo No, un'Armenia per raccontarla. non c'è stata immagine, non c'è stato racconto, non c'è stato niente di niente. Devo dire, tra i pochissimi, Nello Scavo su Avvenire ha scritto qualcosa su questa questione ed è andato a Yerevan, peraltro, in Armenia. In Nagorno-Karabakh non c'è andato nessuno. C'è andata una inutilissima missione dell'ONU a giochi fatti, cioè dopo che 120.000 persone o giù di lì se ne sono scappate perché sennò se la vedevano brutta. Dicevo, Carlo, che a me mi ha colpito un fatto che non è stato peraltro raccontato da nessuno, ovviamente. Lo ha notato lo storico turco Taner Akçam, che da tanti anni se n'è scappato dalla Turchia, perché lui sì ha affrontato nei suoi libri, e grazie all'editore Guerini Associati, benedetto sia, sono stati pubblicati anche in italiano, la questione del genocidio armeno, no? Che è ancora un tabù in Turchia. Allora, ha notato lo scrittore turco... Un paese, scusami se mi permetto, sì, che ha nella laguna di Venezia la più appunto, importante biblioteca armena esistente fuori dal paese. a San Lazzaro degli Armeni, no? A San Lazzaro degli Armeni, dove sarebbe opportuno che un sottosegretario agli esteri della Lega andasse in pellegrinaggio per far vedere che una scelta di campo siamo in grado di farla. Scusa se mi sono permesso. No, assolutamente d'accordo, anche perché la tragedia armena fu la matrice di quella ebraica e dello Shoah, dell'eliminazione degli ebrei. E Hitler lo diceva apertamente, si richiamava apertamente, a parte il fatto che i tedeschi fornirono anche la supervisione militare del primo genocidio degli armeni, no? E questa è storia. E lo ha scritto coraggiosamente anche uno storico tedesco, Stefan Hierig, in un altro libro pubblicato sempre da Guerini Associati, sempre sia lodato.
con grande coraggio questo storico tedesco ha documentato il tutto, no? Perché già dalla fine dell'Ottocento nella mentalità tedesca gli armeni erano visti come super Juden, cioè super ebrei, peggio degli ebrei. E allora questa cosa qui, torno a bomba Carlo, perché a me mi ha colpito molto quello che ha notato lo storico turco Taner Akça, cioè ha notato questo, che sulle braccia delle divise dei soldati azeri c'è una mostrina cucita che recita scappa, scappa Armeno, che tanto come minimo per stanchezza ti riprenderemo, e l'effigie, il volto di Enver Pasha, che fu uno dei ministri di quel governo turco, dei giovani turchi, che nel 1915-19 fece fuori circa 2 milioni di armeni. A perenne segno che le date, le storie, non sono storia passata per certi No, ma soprattutto nel mondo arabo la storia non appunto, la passa. storia non passa perché è un eterno presente, Allah è sempre qua e la storia è sempre Certo. qua, no? Per cui oggi ci raccontava Marta Ottaviani su Avvenire che le organizzazioni non governative cosiddette turche, no? Sotto il pretesto di azioni culturali, educative, religiose, eccetera, stanno finanziando a più non posso questa memoria collettiva. Riprendiamoci la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, cioè gli ebrei se ne devono andare. E la Turchia è alleata della NATO, formalmente è amica di Israele, no? Sì. E ha Sì, una ma doppia faccia. La c'è di seconda la peggio. seconda faccia, quella nascosta, è quella vera. Questo è il Allora, punto. ieri, tanto per stare su cose prosaiche, all'aria che tira, Parenzo, che è un altro ebreo, insomma, su quale bisognerebbe fare il ragionamento, lasciamo perdere, di fatto non mi ha fatto dire la cosa che volevo dire, e cioè che noi siamo passati dalla dipendenza del gas russo alla dipendenza del gas algerino e del gas azero, di due paesi che, se dovessimo applicare il criterio della giustizia, della difesa della democrazia, bla 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 bla, andrebbero immediatamente sanzionati. Cioè, per paradosso, è più pericoloso l'Algeria che finanzia Hamas di quanto non lo sia Putin che invade la Crimea e l'Ucraina. Lo so che non puoi fare questi confronti perché il male è il male, ma esiste un male più pericoloso di un altro male. E mentre Putin non fa nient'altro che andare a difendere, nella sua logica perversa, le popolazioni russofone, sarebbe come se l'Austria dicesse: sapete che c'è? Visto che a Merano parlano tutti austriaco, mo ci ridate il Tirolo, no? Il Sud Tirolo. Probabilmente se tu facessi un referendum oggi a Bolzano, vincerebbe tranquillamente l'annessione all'Austria. Sono convinto di questo. Credo anch'io. No? Ma è una questione di etnia che si, come dire, ricongiunge, mettiamola così, no? E noi che siamo molto attenti alle identità, alle entità territoriali, insomma, nel nostro DNA, parliamoci chiaro, c'è questa cosa che dobbiamo rispettare le minoranze e dobbiamo rispettare l'autodeterminazione dei popoli rispetto alle loro tradizioni. O dico una cazzata, Giulio? No, assolutamente. Viviamo di questo, fra virgolette, no? Se no come ti spieghi il federalismo, fra virgolette? Appunto. Quindi Putin sì, è sicuramente uno che ha fatto un'aggressione, tutto quello che volete. La domanda è: tu sei convinto che se a quelli del Donbass e a quelli della Crimea gli chiedi volete stare con Zelensky o con la Russia, ti rispondano con Zelensky? Io non sono del tutto convinto che sia così, ma lasciamo perdere. Nemmeno io. Anzi. Però non è che sono pervasivi, non è che Putin sta facendo proselitismo nel mondo per riaffermare la grande Russia, casomai si occupa della grande Russia. Hamas no. Hamas è diffusa nel mondo, peggio ancora Hezbollah, e possono portare minaccia terroristica e fondamentalismo islamico ovunque. Allora, se il nostro valore è la difesa dei principi di democrazia, tolleranza, rispetto, ma tutto quello che vuoi, le sanzioni sarebbero più giuste nei confronti di Hamas e di Hezbollah che non nei confronti di Putin. Nonostante questo, noi continuiamo a mandare quintalate di quattrini ai palestinesi. Non so se vi ricordate quando scoppiò lo scandalo della vedova di Arafat, a quanto ammontava l'eredità di Yasser Arafat. Cioè, ragazzi, questa montagna di ipocrisia
partorisce i bambini morti. Ecco che il commento sui bambini morti non è sull'orrore infinito di quell'azione che non c'è un aggettivo per definirla, ma è sulle ragioni che conducono a quell'azione, che sono intollerabili. Mi chiedo cosa aspetta Salvini a mandare un ordine a tutti i sindaci della Lega per esporre sui municipi dove da anni campeggiano le scritte verità per Giulio Regeni le bandiere di Israele. Perché una scelta di campo va fatta, o stiamo di qui o stiamo di là. Non è che si può fare come last line. Vi ricordate che abbiamo accolto Patrick Zaki come un martire della libertà? E questo signore si permette di dire in Italia, liberato con i soldi degli italiani, un cittadino che non è italiano, si permette di dire in Italia al governo di Tel Aviv o di Gerusalemme, perché sarebbe più corretto dire, è un governo di assassini, quindi gli sta bene. Ma io uno che dice così lo piglio, lo impacchetto e lo espello per incompatibilità con i valori della Repubblica Italiana. O il famoso articolo l'Italia ripudia la guerra della Costituzione, facciamo finta che non c'è. C'è scritto l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali. Se i palestinesi hanno un problema territoriale, non possono andare in Israele a sgozzare la gente. E noi, se questi sgozzano la gente, dobbiamo andare in Palestina e pagarli con la stessa moneta, se proprio la devo di tutta. Scusa, Non ti pare che questo però sia un tassello di una realtà molto più ampia? Perché Hamas la conosciamo da sempre, no? Era ipocrita chiunque facesse finta di non conoscere. Adesso mi dà anche un grandissimo fastidio, diciamo, sentire commenti da parte di esponenti del PD, tanto per non far nomi di partiti o affini, che si riverniciano di filo israeliani, quando hanno sempre coltivato in realtà un filo palestinismo che contiguo con Hamas, c'è poco da fare, no? Che giustificava sostanzialmente questi sgozzatori e terroristi. Quindi oggi si riverniciano facilissimamente. Ma detto questo, e sapendo che Hamas è sempre stata quel che era, adesso fa parte di un gioco molto più ampio, mi sembra, perché si stanno saldando pezzi. Prima parlavamo della Turchia e quello è un fattore. Parlavamo dell'Azerbaigian e del caso armeno, è un altro aspetto. Ma parliamo anche di Russia e di Cina. Russia forse a margine, parzialmente a margine, però Putin l'altro giorno ha detto, beh insomma qua però l'Occidente ha sbagliato tutto, anche in Medio Oriente bisogna che nasca lo Stato palestinese, che detto così oggi cosa significa? Significa noi siamo contro Israele sostanzialmente, per farla corta, e la Cina pure, o sbaglio? Qua si sta saldando tutto un mondo. O sto sbagliando io forse qualcosa a capire? No, non stai sbagliando, è il risultato di una cosa che sui giornali italiani ha avuto uno spazio risibile e sulla quale io sul panorama ho fatto fatica a scrivere, e cioè la famosa riunione dei BRICS. Ve la ricordate? Sì, sì. In quella riunione dei BRICS è stato esplicitato il fatto che esiste un multilateralismo nel mondo e che c'è una volontà anti-occidentale precisa che prevede Russia, Cina, Brasile, India e una serie di paesi africani che si schierano contro l'Occidente. Ora, stai attento, Putin non è mai stato un nemico di Israele, perché fra l'altro la Russia è piena di ebrei. Certo, sì, ha una lunga storia anche. E non ti dimenticare che il primo tentativo di pace per la Crimea è stato messo su da Israele. E quel tentativo di pace messo su da Israele aveva, non dico una probabilità di successo, ma comunque si era ben avviato. Chi l'ha boicottato quel tentativo di pace di Israele? Biden. Perché è perfettamente consapevole che se la Russia sbarca in quel Medio Oriente diventa un catalizzatore ulteriore.
Certo. faccio osservare un'altra cosa. Poi se tu mi sdogani la fatto? Russia, se tu mi sdogani la Russia come interlocutore per una pace, no? È un bel successo per la Russia. Appunto. Ma aspetta. La stessa America è quella che ha tentato di tirare dentro l'Iran nell'accordo petrolifero, ma la Cina ha fatto un capolavoro. Ha messo seduti ai BRICS insieme arabi dell'Arabia Saudita, quindi sunniti, con sciiti iraniani. E il patto sul petrolio prevede anche la partecipazione dell'Iran. Queste saldature che cosa significano? Che c'è un fronte anti-occidentale pronto a scattare. Siccome la Russia fa parte di questo fronte anti-occidentale, e qui bisognerebbe che la signora NATO e i signori stati occidentali facessero mea culpa. Perché quando Berlusconi prova a pratica di fare a tirare la Russia dentro l'Europa, invece di votarsi i coglioni a collegamento ad est con i piccoli paesi, così la Germania non c'ha un problema di, come posso dire, di contendimento della leadership. Avessimo lavorato perché la Russia, che fa storicamente parte dell'Europa, che è una parte fondamentale dell'Europa, che probabilmente, se ti leggi Dostoevsky, se ascolti, tu che sei un musicofilo, ascolti la musica russa, ti rendi conto. Ragazzi, quelli a corte parlavano francese, è chiaro o no? Quelli, ci sono dei prodotti gastronomici, dove dici che io parlo sempre di queste cose, ma guardate che contano. Il Crystal, perché sta nella bottiglia bianca, uno degli champagne più cari al mondo? Perché lo zar di Russia la voleva la bottiglia bianca. Ma perché esistono le uova Fabergé? Perché lo zar di Russia andò da Fabergé a Parigi e disse: fammi dei gioielli esclusivi. È perché l'architettura di San Pietroburgo è tutta fatta da italiani? Perché la Russia era Europa. Ok? Quindi abbiamo perso un'occasione storica. No, ma poi enorme. il Putin del 2002 avrebbe senz'altro aderito al disegno. Allora, no? noi abbiamo fatto di tutto per spingere la Russia in braccio alla Cina. Ed oggi ci meravigliamo che quel blocco, che comprende l'Iraq, che comprende il Qatar, che comprende gli Emirati, che comprende l'Arabia, che comprende purtroppo anche l'Iran, si schieri in posizione anti-occidentale e che utilizzi gli orrori di Hamas per destabilizzare per l'ennesima volta il fronte occidentale. Il non comprendere che Tel Aviv vale 1000 volte simbolicamente Kiev e vedere la mobilitazione su Kiev, così come è stata concepita da Biden, che non è la stessa che viene fatta per Tel Aviv o per Gerusalemme, è schifoso, perché non fa parte della NATO né l'Ucraina né né Israele. Il problema qual è? È che Israele è l'unico presidio democratico occidentale, è anzi la culla della nostra origine come cultura giudaico-cristiana, e la stiamo abbandonando in mano ai carnefici. Ecco, e questo è intollerabile. Questo mi viene da dire, Carlo, a prescindere dal Netanyahu di turno, a prescindere dal Biden. Ma i Netanyahu passano, i Biden stati, pure. le identità, no, le appunto, culture restano. Appunto. Allora, però a questo punto io mi viene da farti una domanda, perché c'è una questione di fondo, secondo me, che va pure affrontata. La affronta oggi, e ne prendo spunto, Maurizio Belpietro nel suo editoriale sulla Verità. Ci arrivo. Intanto però leggo alcuni messaggi, sono già quasi le 10, intanto vi invito a mandare messaggi via WhatsApp, anche audio se volete, al 346 6427 756, poi vedremo di aprire anche le linee dopo le 10 al 02 92 94 7222.
Intanto ti giro alcune osservazioni arrivate via WhatsApp, Carlo, poi affronto il tema al quale accennavo poco fa. Bravo Cambi, scrive Massimo, l'equivoco politico verso Hamas è considerarlo un movimento irredentista, mentre è protagonista del jihad globale permanente che si basa sulla strategia dei molti fronti. Da questo equivoco deriva la tesi appoggiata anche dal Papa: diamo alla striscia di Gaza l'indipendenza e tutto finirà. Non credo proprio, al contrario la logica direbbe prima liberatevi di Hamas e poi avrete l'indipendenza, scrive Massimo. Claudio, continuiamo a parlare, loro fanno i fatti. Viste le manifestazioni che si moltiplicano anche qui da noi, aspettiamoci di tutto, ma intanto parliamone. Ora, osservato che un compito della radio o di un mezzo di informazione è quello di parlare o di scrivere, non credo che siamo noi che dobbiamo fare. Noi dobbiamo limitarci a parlare, magari ragionare. Claudio scrive così sul parlare. Anna Maria da Vicenza: Salvini ha già detto fermamente, per la verità lo ha detto tantissime volte, che sta con Israele. Salvini è sempre in prima linea. Vicenda Zaki è Meloni che lo ha voluto portare fortemente in Italia. Luciana da Udine: risulta che la senatrice a vita Liliana Segre abbia espresso qualcosa a proposito di questo dramma? Si domanda Luciana e altri ascoltatori. Peraltro, arrivo all'altra questione. Se ci sono spunti da questi messaggi, te li lascio tutti, Carlo, ma arrivo anche all'altra questione di fondo, perché oltre a questi messaggi ne sono arrivati anche qui parecchi critici nei confronti di Israele. La stessa questione mi pare che abbia affrontato il direttore della Verità Belpietro, no? Che oggi parla di alcune lettere che sono arrivate in redazione alla Verità, di lettori che rimproverano la Verità di essere filo-israeliana, dunque facente parte del partito sionista che ci porta verso la terza guerra mondiale. E si fa un bel minestrone, Carlo. Quelli che sostengono Israele sono quelli del Covid, della truffa verde, delle rivoluzioni colorate, quelli che vogliono ridurre la popolazione mondiale, insomma quelli che vogliono il nuovo ordine mondiale, che sostengono l'Ucraina, che sono contro Putin e via dicendo. I naturalmente pro LGBT e bla bla bla. Ecco, perché si fa questa equazione, secondo te, anche a destra, cioè non a sinistra? Mettiamola così. Perché i nazisti e i fascisti ci sono ancora. La risposta è semplice e secondo me io la condivido in tutto e per tutto. Perché siccome il nazismo anche tanti anni fa, Carlo, mi ricordo benissimo che questi qua di Hamas erano ben visti perfino dai rautiani, cioè da certa destra, diciamo così, fascista italiana, no? In altri paesi nazista. Allora, tu sai che stai la spada dell'Islam l'aveva sfoderata Mussolini, tra le altre cose, e diciamo la fratellanza musulmana ha a che fare con Hitler, se non ricordo male. Capito? Ma voglio dirti, tu sai che hai a che fare con uno che ha letto Giuseppe Mazzini al posto dei fumetti quando era bambino, no? Ecco. Lo dico, sono orfano del mio partito perché il Partito Repubblicano ora è in mano a della gente sconquassata, ma tu non puoi non farti questa domanda. Nazismo e fascismo, come il comunismo, di che cosa sono figli in realtà? Di quella ostinata, pervicace attrezzatura di comando che il potere ha sempre utilizzato, che è tenere i popoli nell'ignoranza. La grande rivoluzione che un paese può compiere è quella di far diventare il suo popolo istruito e capace di esercitare una capacità critica. Carlo, ti devo fermare. Ti fermo al volo. La grande rivoluzione di Mazzini. Ti fermo subito, così ci liquidiamo fuori la pausa dei 20-30 secondi. Va bene, però riprendiamo da qua. Sì, riprendiamo da qua. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci Carlo. Stavi sottolineando l'importanza della capacità di essere critici, di avere cultura Sì, e che ti quindi di deriva dal essere solo critici. fatto, se vai a scuola, no? Mm. Che questa è un'affermazione che non è incompatibile con nulla, con nessuna idea politica, tranne che con quelli che hanno nella testa una visione totalitaria del mondo. Se io potessi contare qualcosa nella Lega, la prima cosa che direi ai vertici del partito è: ripigliamo in mano la necessità dell'educazione dei ragazzi, che poi devono anche imparare i loro dialetti, che poi devono anche studiare le loro identità regionali, territoriali, che poi devono anche avere carissime le loro tradizioni, ma facciamoli diventare persone capaci di esercitare una critica verso la realtà. Nazismo, fascismo e comunismo nascono nell'ignoranza, e questi deliri che tu mi hai appena sottolineato sono figli totali dell'ignoranza, ed è chiaro che il nuovo ordine mondiale, che effettivamente esiste, ma Israele non c'entra una mazza con questo nuovo ordine mondiale, tiene i ragazzi nell'ignoranza, attaccati ai TikTok, ai social media, a questa roba qua. Perché un conto è che tu abbia a che fare con Socrate, Platone, Tacito, Kant, e un conto è che tu abbia a che fare con la Ferragni. Allora, questa disgregazione va combattuta se vuoi vincere la battaglia non per Israele, ma contro Hamas. Ecco, però, Carlo, al di là della cultura, che magari non tutti Che di non è noi. un... No, ma non tutti di noi abbiamo il tempo di approfondire, di studiare, eccetera, no? C'è anche un sapere che è essenziale, mi viene da dire, che prescinde dal livello di acculturazione dogmatica o accademica. Cioè, se io sono una persona normale, non di quello sto fammi parlando. dire, Carlo, no, ma io ho capito Sì. benissimo il tuo discorso, però ne esiste anche secondo me un altro piano, che è quello come dire, della cultura sostanziale terra-terra, base, mi viene da dire istintuale. Se io nasco e vivo in una zona, in una terra che si chiama Italia, sono comunque nato in una cultura cristiana, ma mi viene naturale pensare che gli ebrei sono miei fratelli. So benissimo che la storia non è così, che la persecuzione cristiana cattolica contro gli ebrei è stata molto forte. No, il nostro amico Vittorio Robiati Ben Daoud l'ha documentato, non solo lui, tanti altri, quindi non è sempre andata così per motivi diversi. Però nella sostanza intima, normale, di una persona che nasce in un certo ambiente, in una certa cultura, in una certa parte del mondo, mettiamo la nostra Italia, a me mi viene naturale pensare che i fratelli maggiori nostri sono gli ebrei, che da lì discende Gesù Cristo, ma mi sembra una verità elementare, normale. Tutte le altre sono strumentalizzazioni. La sostanza è quella lì, così come la sostanza è che noi teniamo alla democrazia, perché l'abbiamo imparata, l'abbiamo costruita in secoli e secoli e secoli. E Hamas e i regimi arabi e tutti i regimi cinese, venezuelano, cioè quelli che sappiamo benissimo cos'è la democrazia, no? Dovremmo saperlo, ma per sapere, diciamo, basico, mi viene da dire, lascia perdere i libri, la cultura, l'istruzione, e Mazzini perfino, cioè l'ABC lo vogliamo considerare o no? Qua diciamo, questo diciamo, credere alle favole o comunque diciamo cadere negli stereotipi, perfino da parte di chi si oppone alla cosiddetta mentalità dominante, a me sembra una mancanza di elementarissima cultura, la cultura mi viene da dire, delle cose essenziali, basilari. Cioè, siamo in grado di capire cos'è una democrazia? Penso tutti, a prescindere dal livello di studio. Siamo in grado di capire qual è la cultura nella quale siamo nati? Penso tutti, a livello elementarissimo. Non c'è bisogno di approfondire molto. O sbaglio? Il suono del muezzin non è il suono della campana, ma non perché quell'altro mi faccia schifo o lo debba eliminare, ma perché nel momento in cui minaccia me, devo sapere da che parte stare, no? Sì, ma Proprio ti dico terra però, terra, terra terra. terra terra è quello che dici te, l'adesione a pelle
al destino degli ebrei, al destino dello Stato di Israele, al destino delle democrazie. Sono d'accordo con Cioè te. gli ebrei sono miei fratelli e casomai mi vergogno del fatto che nel passato perfino, diciamo, da parte cattolica ci siano state delle persecuzioni nei confronti degli ebrei. Sì, ma No? tutta la Cioè, polemica su Pio XII, eccetera, eccetera, da lì origina, no? Ma voglio dire, però c'è un altro elemento che mi preoccupa, è che si confonde, che so, l'idea che i Rothschild fanno i raduni del Bilderberg con gli appunto, israeliani. Soros, Si ma a me che me frega di confonde, Soros? si confronta Soros, che comunque si confonde probabilmente gli azionisti della Pfizer, che sicuramente sui vaccini hanno qualche responsabilità, con Israele. Non c'entra nulla. Ma scusate, sarebbe come dire che noi italiani, perché siccome era Enrico Fermi, è nato in Italia, siamo responsabili di Hiroshima e Nagasaki. Cioè, perché i passaggi logici che state facendo, appunto, i passaggi appunto. che stanno facendo su questi, Carlo, c'è una cioè, non è telefonata. che Enrico Fermi ha sondato l'atomo con l'idea poi di far fuori alcuni milioni di giapponesi. Ha sondato l'atomo perché aveva capito che quella era una barriera di conoscenza dell'universo che andava aperta. Allora, Cioè, gli israeliani, tanto per dirvene una, sono quelli che vi fanno mangiare tutti i santi giorni i pomodori di Pachino, giusto perché abbiate un'idea. Cioè, sono quelli che hanno preso il deserto dove non cresce un filo d'erba e l'hanno fatto diventare una delle agricolture più moderne del mondo. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi. Cioè, voi state scegliendo l'arretramento violento in un medioevo oscurantista che è quello dell'Afghanistan, che impone alle donne il velo. Cioè, qui lo scontro non è tra sto con Israele o il povero palestinese che ha diritto alla terra. Qui lo scontro è fra le donne libere e le donne schiave, tra i bambini che hanno diritto a una famiglia e i bambini sottratti dal muezzin che gli inculca la jihad, tra il risolvere i conflitti attraverso la legge e il tribunale e risolverli attraverso la scimitarra. Non so se vi è chiaro dov'è il fronte, qual è la linea di demarcazione dello stare di qua o di là, che se mi permettete è una demarcazione ancora più forte dello stare o non stare col paese che invade o non invade. Già. Però sul fatto della Russia ci siamo sgolati come pazzi. Ma di fronte a un genocidio perpetrato dai palestinesi, io, sai che ti dico, se fossi Nordio, andrei in Parlamento e mi farei votare una legge per l'apologia di islamismo. Ci sta. Perché siamo di fronte a tempi di questa natura e chiunque non lo capisce è mio nemico. Sì, in Piazza dei Mercanti a Milano ieri c'erano tante belle persone che facevano apologia di islamismo e non solo lì ovviamente. Comunque ci sono due telefonate, 02 92 94 7222, poi vedrò di leggere anche i messaggi. Pronto? Buongiorno Giulio e buongiorno Cambi. Allora, in riferimento a quanto diceva Cambi riguardo il discorso della cultura, io direi che ormai è già anche troppo tardi, perché dare una nuova cultura alle nuove generazioni significa che intanto lasciamo libero spazio a questi vecchiacci che decidono le sorti del mondo. Ma detto questo, prima di passare dalla cultura, qua bisognerebbe ragionare sulla coerenza intellettuale. Mi spiego meglio. Nel 62 cosa successe a Cuba? I russi posizionarono i missili, gli americani non lo accettarono, sfiorammo la terza guerra mondiale, ci fu un passo indietro e la Russia indietreggiò. E sinceramente è stata la cosa fatta giustamente. Però gli occidentali non hanno però capito che nel 2014 in Russia c'era l'accerchiamento dove ci sono stati i massacri di tanti russi e però l'Occidente è stato zitto. Ci siamo mossi nel momento in cui l'Ucraina è stata attaccata, ci siamo indignati, però non ci indigniamo dei 140.000
sfollati armeni che devono lasciare le proprie case, le proprie famiglie, i propri beni, perché vengono proprio destituiti, vengono proprio uccisi, quella lì è la strage degli armeni. In questo caso ci scandalizziamo in qualcosa, in questa sorta degli ebrei, che giustamente, perché è una schifetta, una nefendetta, però vedete che gli manca la coerenza. Noi abbiamo dato in mano la Russia, abbiamo dato la Russia, come dice Campi, a livello culturale, a livello che era a tutti gli effetti Europa, in mano agli altri. Allora, cosa vogliamo pretendere? Vedi cosa significa seguire le orme di un criminale chiamata America e NATO, che ci hanno portato a cosa? Ai fatti di oggi. E qua però torniamo un po' al discorso di prima, Carlo, poi non so come la vedi tu, però col discorso America e NATO stiamo buttando via il contenitore nel quale siamo anche noi, al di là di chi lo guida momentaneamente. In ogni caso, c'è un'altra telefonata, Carlo, perdonami, ma passiamo anche l'altra telefonata, se no ci sono attese troppo lunghe. Pronto? Volevo dire soltanto una cosa, che la differenza tra oggi e il 62 è che allora Papa era Giovanni XXIII e oggi è Francesco. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario Varieti, sempre molto interessante le vostre analisi. Io volevo partire con una premessa, così a scanso di equivoci, il dottor Cainarca magari l'altra volta mi ha quasi bacchettato non avendo capito il mio ragionamento, ma non per colpa sua, forse mi sono spiegato male io. Premesso che l'antisemitismo è un'idea criminale e perversa, sottolineo criminale e perversa, e ce ne dovremmo liberare al più presto, allora certo antisemitismo nasce anche da un equivoco storico, documentato, inequivocabile, che gli antisemiti, specie quelli dei primi degli anni 10, anni 20, anni 30 e poi andato via al nazismo, nascono da quel grande equivoco che il bolscevismo sia un'idea giudaica, tra l'altro suffragata dai fatti. Marx era ebreo, 347 membri su 447 del comitato centrale del partito bolscevico erano ebrei, cioè gli ebrei erano il 2% della popolazione russa e l'80% dei rivoluzionari. Il vero motore della rivoluzione russa fu Lev Davidovich Bronstein, cioè David Levi, detto Trotsky, non fu Lenin. E tutti i capi, Kamenev, Kaminsky, Kadek, erano tutti quanti ebrei. Allora gli antisemiti perversi, da questo equivoco che hanno visto il bolscevismo come frutto dell'ebraismo, tra l'altro questo non si può negare, ma erano solo alcuni ebrei, non è che tutti gli ebrei erano bolscevichi. La rivoluzione spartachista in Germania di Rosa Luxemburg e di Liebknecht erano due ebrei. E allora che cosa è successo? Che hanno bolscevismo uguale come comunismo. Questo lo dobbiamo dire. E in Italia, e concludo, la gran parte degli ebrei che tu vedi che sono in mostra, non è tutti ovviamente, una minoranza, i Parenzo, i Moniovadia, i Paolo Mieli, i Gad Lerner, i Enrico Mentana, tutta la società di Urbano Cairo, tutti stanno dall'altra parte e così fomentano un antisemitismo perverso e criminale. Ecco, dobbiamo andare all'origine di queste motivazioni, al di là, caro Cainarca, di aprire un po' la mente, conoscere la storia, studiare, come dice il dottor Cambi, che purtroppo questa idea perversa dell'antisemitismo si è abbeverata a questi precedenti storici, da Marx al bolscevismo, a tutti i capi ebrei che hanno fatto la rivoluzione. Grazie. Allora, lascio la parola a Carlo perché così non cado nella mala interpretazione, come diceva l'ascoltatore No, ma prima. quello che dice il nostro ascoltatore ha un fondamento di verità, non è che è sbagliato, cioè non è contestabile sul piano storico, ma però facciamo un altro tipo di ragionamento allora. Perché allora in base a questo ragionamento, siccome i romani quando andavano oltre le Alpi in Gallia mozzavano le teste di tutti e hanno fatto delle stragi inenarrabili, noi italiani siamo criminali della storia. Che cazzo di discorso è? Scusate l'espressione non proprio accademica. Cioè, non so come spiegarvi quella affermazione del nostro
ascoltatore, è ampiamente usata da Hitler per giustificare il genocidio degli ebrei. Ma la realtà è un'altra. È che gli ebrei avevano in mano i soldi e Hitler voleva nazionalizzare le banche degli ebrei e i soldi degli ebrei, voleva rapinarli e non potendoli rapinare ha deciso che li faceva fuori. Questa è la verità. Ora, nella storia di contraddizioni dei popoli, la storia è fatta di queste contraddizioni dei popoli, ma non per questo si possono giustificare certi atteggiamenti. I Monio Vadea, eccetera, 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 non sono quegli ebrei che dice lei, caro nostro ascoltatore. Sono degli opportunisti che, avendo capito che in Occidente se fai il radicale di sinistra guadagni senza lavorare e se invece fai un onest'uomo agganciato ai principi liberali ti tocca di faticare, hanno fatto quella scelta lì. Ma parliamoci chiaro, ma secondo voi gente come Carlo De Benedetti, che ha utilizzato ampiamente i finanziamenti delle comunità ebraiche, in un paese dove il controllo della finanza, non della finanza quale finanza, ma della finanza organizzazione, fosse stringente e stringato sui ratios veri di redditività delle aziende, avrebbe fatto i soldi che ha fatto. Ma secondo voi Urbano Cairo sarebbe diventato quello che è diventato se non ci fossero una serie infinita di agevolazioni che gli hanno consentito di fare quello che faceva? Ma voi vi ricordate da dove nasce Urbano Cairo? Urbano Cairo nasce da Berlusconi. Ma voi vi ricordate la storia della Rizzoli? La Rizzoli nasce da un attacco concentrico della sinistra attraverso la commissione Anselmi sulla P2 per fare fuori i Rizzoli. Ho scritto ieri un pezzo per Panorama che leggerete mercoledì prossimo sull'esproprio che è stato fatto ai Riva dell'Italsider e quindi dell'Ilva. Che Prodi e Draghi hanno venduto ai Riva per 2.500 miliardi di allora, quando l'Ilva fatturava 9.000 miliardi, ma i 1.500 miliardi pagati da Riva sono meno di un miliardo di euro. E sapete da quando c'è stato l'intervento della magistratura che ha portato via l'Ilva ai Riva, quanto è costata al contribuente italiano l'Ilva fino adesso? Quasi 7 miliardi di euro. Cioè è costata al contribuente italiano 7 volte quanto lo Stato italiano ha incassato dalla privatizzazione. E la conclusione di questa storia è che l'Ilva tornerà statale. Dice, cosa c'entra questo con gli ebrei? C'entra. Perché è facile trovare nella storia un capo espiatorio per le proprie incapacità. Allora, Carlo, e io non ci sto a questa operazione. Carlo, abbiamo 2 telefonate, poi vorrei girarti una cosa che gira anche online, mi è stata girata via WhatsApp, e che sottolinea questo. Si dice che Israele fu creato per le vittime dell'Olocausto, ma la dichiarazione Balfour, che prometteva la terra palestinese ai sionisti, fu scritta nel 17, no? Come dire, complotto. Dicevano che Israele era stato creato per le vittime dell'Olocausto, ma già nel 17, caro signor Rothschild, ho il piacere di trasmettervi a nome del governo di Sua Maestà Britannica la dichiarazione di simpatia per le aspirazioni sioniste ebraiche. Approvata dal gabinetto, il governo di Sua Maestà vede con favore l'istituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico. La famosa dichiarazione Balfour. Sarebbe il sintomo di un complotto, giusto? E plutocratico giudaico-massonico. E che l'aspirazione, diciamo, alla statualità fosse precedente alla Shoah, questo non toglie nulla rispetto a ciò che è accaduto dopo. Infatti i paesi arabi e la fratellanza musulmana si allearono con Hitler, no? Si diceva più tardi. Si diceva più tardi. Comunque, al di là di questo, c'è invece un altro ascoltatore, poi passiamo alle 2 telefonate, che a proposito del Papa ci ricorda questa sua affermazione. È vero che non si può reagire violentamente,
Ma sì, il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale. E questo lo ricorderete su Charlie Hebdo e conseguentemente sulle stragi dei disegnatori della redazione di Charlie Hebdo, il Bataclan e via dicendo. No? Non fu un'uscita molto felice, Carlo. No, assolutamente no. Non fu due... nemmeno un'uscita molto cristiana, se proprio dobbiamo essere coerenti. Ma d'altra parte, sai, questo è quello che ha detto, che è vicina alla fine del mondo e dobbiamo essere molto preoccupati. Il capo di una religione che ti dice che la felicità e il regno non è di questa terra, ma è nell'eternità. Lasciamo perdere, non vorrei evitare. Due chiamate le sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno direttore. Buongiorno. Sono Luca da Colico. Io ho due provocazioni. La prima è sulla democrazia come sistema meraviglioso che tutti noi... Faccio una domanda. Negli ultimi 20 anni il reddito del medio italiano mi sembra che sia sceso del 30% rispetto agli europei. In Cina, nello stesso periodo, il reddito dei cittadini cinesi è salito del 200%. Se facciamo un referendum io voto per il sistema cinese. Bene, ma vai in Cina però, non star qua. Sì, va bene, ma questo discorso qua va in Cina? No, ma scusami, vai in Cina che non è degna di te. È una risposta che non è degna di te, perché la democrazia ti segnala che nel 34 il 94% dei tedeschi votarono un referendum per Hitler, anche quella è una democrazia. Quindi non facciamo del qualunquismo e dire che la democrazia assolutamente va sempre bene, eccetera. Mettiamo anche un po' in discussione le forme della democrazia. Detto questo, io faccio una domanda più ampia. Sono 50 anni dalle strade di Sabra e Shatila che c'è un problema in quell'area. Israele che soluzioni ha proposto? Perché prima c'era l'OLP, che era il nemico numero uno terrorista, adesso c'è Hamas. Ma voglio dire, allora facciamo una bella cosa. Ammazziamo tutti quelli della striscia di Gaza, bambini compresi che sono 2 milioni, la dottrina del generale Castro adesso aveva il problema. Perché l'unico tentativo che c'è stato di pace vera fu quello che doveva siglare Arafat con Rabin e mi sembra che Rabin sia stato assassinato non da un terrorista palestinese, ma da un estremista ebraico, o sbaglio. Quindi voglio dire, poi un'altra cosa, ma l'odio che hanno gli arabi contro gli occidentali, da dove deriva? A me sembra che l'odio di Israele sia una scusa. Cioè, voglio dire, Israele... Allora, l'odio che gli arabi hanno verso gli occidentali sta scritto dentro il Corano. I palestinesi, questi si fanno lo Stato... Ma ha ascoltato? L'odio degli arabi verso gli occidentali è scritto nel Corano. Sarà scritto nel Corano, però Israele è una scusa per attaccarci. Sarà sempre. Sarà. E il fatto che Israele non ricerchi la pace veramente è un dato di fatto, scusatemi. Adesso non è che voglio... Chi fa la pace è sempre il più forte. Israele da 50 anni è la potenza militare della zona. E scusatemi, torniamo sull'obiezione della pace di Rafat Rabin. Perché quel processo si è interrotto? Perché è stato ammazzato da un estremista israeliano? C'è una componente dentro Israele che è contro qualunque accordo, qualunque pace, o sbaglio? Grazie. Ma chi è che ha rifiutato i 2 popoli e 2 stati nel 48? Ma lei lo sa che gli attentati palestinesi contro gli israeliani sono cominciati nel 47, prima ancora che lo Stato di Israele dichiarasse l'indipendenza dopo che si era comprato la terra? Lo sa questo? Sì. E lei lo sa che i palestinesi hanno preteso, quando ci fu la risoluzione dell'ONU, votata da 33 paesi contro 13, per la creazione di uno Stato israeliano in Palestina, hanno preteso che ha messo giù, va bene, ma ci ascolterà uguale, che agli israeliani fosse dato solo deserto? Ma di cosa state parlando? Lei dice la democrazia, le racconto una barzelletta livornese. Si incontrano 2 cani, uno bellissimo, col pelo folto, grasso, e uno stentarello. E quello stentarello dice a quello grasso: ma dice, com'è che sei così bello, così grasso? Dice, certo, io stavo in Unione Sovietica e lì mi davano carne tutti i giorni, mi trattavano, mi portavano a fare le passeggiate. E quello stentarello lo guarda e gli fa, dice, ma perché sei venuto via?
avevo una voglia d'abbaià che non hai un'idea. Capito com'è? La democrazia è quella cosa che permette a lei di dire queste stupidaggini. Ma in Cina queste cose non le potrebbe dire. E le dico la verità, preferisco mangiare pane e cipolle tutti i giorni ed essere libero di dire quello che mi pare, che essere grasso ma costretto a pensarla come vuole il potere. Ok? Allora, abbiamo una telefonata, l'ultima, e poi ti giro qualche messaggio via WhatsApp, Carlo. Sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno professor Cambi, Antonello dal Veneto, della provincia di Treviso. Salve. Volevo sottolineare proprio quello che effettivamente lei ha detto chiaramente. Deve essere nel nostro paese sicuramente prescritto il reato di apologia islamista. È una realtà. Non si può, come ho visto anche ieri, nelle trasmissioni che hanno fatto vedere le manifestazioni che sono avvenute a Torino, a Milano, pro-Islam, parlare della gente, addirittura con il volto coperto, che si sono dichiarati di nazionalità marocchina, incitare all'Islam, allo sterminio, come hanno fatto i seguaci di Hamas in questi giorni. È una cosa da fare, da prevedere nel nostro ordinamento, apologia di reato islamista. Questo è un primo punto. Il secondo breve punto è quest'altro. È vero, ci dobbiamo confrontare con il problema degli ostaggi, ma ricordiamo che anche quando fu fatta la seconda guerra mondiale, quando gli americani hanno bombardato il nostro paese in nome della libertà dal nazismo e dal fascismo, purtroppo hanno dovuto accettare e prevedere che molte di quelle bombe andassero a cadere su degli innocenti. Per cui smettiamola di essere ipocriti, dobbiamo assolutamente liberarci, e io invoco che Israele si liberi di questo male, di questo cancro, qual è l'Islam, allora, qual è Hamas. Grazie, era l'ultima telefonata. Un paio di audiomessaggi facciamo in tempo ad ascoltarli da WhatsApp. Scusate, alla luce dei fatti, domanda, ma se l'odio per gli ebrei è scritto nel Corano, se il cristiano buono è cristiano morto, ma questa, diciamo che chiamano religione musulmana, non va contro i diritti basilari dell'uomo? Cioè, secondo me a questo punto, visto che anche chi si pronuncia come moderato, non ho mai visto manifestazione quando ci sono gli attentati, quindi chi è in silenzio è complice, secondo me sarebbe una religione, con tutto rispetto, ma da mettere al bando a livello mondiale. Cosa ne pensa Carlo Cambi? Altro audiomessaggio. In arca, però in Cina facci anche te, che è il ragionamento che hai fatto. No, io dico, se ti piace il modello cinese, abbiamo la libertà di movimento, uno se ne va in Cina. Sbaglio, Carlo? No, assolutamente no, anzi. Perché devo andarci io? Io non ho nessuna ammirazione per il modello cinese, non ci vado in Cina, ma l'ascoltatore che ha detto a me io preferisco la Cina, vada in Cina, scusami. Io non ci vado perché non mi piace, perché ci stiamo cinesizzando, mi piace ancora meno, però se a uno piace la Cina è liberissimo andare in Cina. Ci vada. Sì. Cosa c'è di male? Ci sono anche magari tante opportunità per gli italiani intelligenti, no? Allora, devo una risposta sola, mi sa. Mettere fuori legge una religione non è compatibile con i nostri principi. La religione però è Carlo, comunque scusami, però è altrettanto vero, non c'è dubbio, che se uno si legge il Corano, anche nelle traduzioni più edulcorate, non è possibile eliminare quella chiara percezione del nemico. Infatti io ho sempre letto con un occhio laico il Corano come un testo più che religioso politico. Perché identifica il nemico e negli studi antichi che avevo fatto la questione amico-nemico è la base fondamentale di ogni azione politica o anche istituzionale, identificare l'amico e il nemico. Nella Bibbia c'è anche quello, nel Vangelo no, però nel Corano è molto chiaro. Oltretutto è un centone di quello che veniva prima, cioè prendi un po' di Bibbia, prendi un po' di Vangeli,
Remixali alla luce di una novità che è Maometto, condottiero, tra l'altro, e qui viene fuori il Corano, che non è niente di straordinario dal punto di vista teologico, se non che è politicamente rilevante, perché identifica i nemici. Beh, allora, se ci spostiamo su questo livello di confronto, ti basti dire che è l'unica religione che fa sì che la legge non sia una legge degli uomini, ma sia una legge divina, e quindi non riconosce il ruolo della legge umana come Certo. compensatore dei conflitti fra soggetti. Quindi già questo basterebbe per dire. Però è molto pericoloso dire che una religione può essere messa fuori legge in quanto tale. Sono i comportamenti di coloro i quali seguono quella religione che vanno messi fuori legge, ok? Certo. Questo dice la nostra coscienza democratica. Detto questo, è sicuramente vero che se uno va in piazza e inneggia al massacro di una popolazione, secondo me deve finire in galera, appunto. È cristallino, direi. Carlo, dobbiamo salutarci purtroppo, perché sarebbe stato utile proseguirla questa discussione, ma avremo modo di farlo in altra sede. E tu, peraltro... Se non mi arriva qualche musulmano in casa, penso che riesco a risponderti anche la prossima volta. E anche domani sera con Antonino Danna alle 19 per l'ufficio cambi. Grazie a Carlo, e tra poco con voi Pierluigi Pellegrin e i suoi ospiti, non perdetelo. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al